Buonasera appassionati di futsal e benvenuti al Pala Sele di Eboli, dove tra pochissimo assisteremo alla 16ª giornata del campionato di calcio a 5 Serie A, i padroni di casa e campioni d'Italia della Feldi Eboli contro la Came Treviso, in un match che si preannuncia molto spettacolare, un match soprattutto d'alta classifica, con le due squadre che sono divise solamente da un punto. Sono 25 infatti punti per la Feldi Eboli, 24 invece per il Came Treviso. È quasi tutto pronto per l'inizio di questo match all'andata. Came Treviso 3, Feldi Eboli 5, vittoria quindi della squadra campana. Per il Came Treviso segno Sutton con una doppietta e Vieira, dall'altro lato Baroni, autogol Selusio, Braga e Igor Carioca si scambiano adesso il 5 con le due rispettive panchine. Vedremo quali saranno i due quintetti schierati dal primo minuto da mister Samperi, dal mister Proscia. Diamo uno sguardo nel frattempo ai due roster per quanto riguarda la Feldi Eboli: Dalcin, Degan, Liberti, Nicolodi, Calderolli, Braga, Montefalcone, Sansone, Marinovic, Galliani, Restaino e Selusio. Dall'altro lato Pietrangelo, Botosso, Turk, Del Gaudio, Sutton, Vieira, Di Guida, Fadiga, Perazzetta, Azzoni, Ditano e Pozzer. Sono questi a disposizione di mister Croce, che si schiera con Pietrangelo, Sutton, Sciappa-Vieira, Turk. Dobbiamo vedere l'ultimo che ancora deve andare a posizionarsi sul parquet del Pala Sele di Eboli. Dall'altro lato invece vediamo Dalcin, Marinovic, Selusio, Braga e Liberti. Sono questi gli uomini scelti da mister Samperi. Invece da quest'altro diciamo Pietrangelo, Sacon, Turk, Sutton e Japa Vieira. Ancora qualche istante prima dell'inizio del match. Diciamo prima due squadre molto vicine anche in classifica. Sesta posizione per i padroni di casa, settima per il Came Treviso, tutte e due quindi in zona playoff. Quasi tutto pronto con Japa Vieira sul punto di battuta. Ancora qualcosina da sistemare, diverse assenze comunque per quanto riguarda la Feldi Eboli, con Caponigro, Pattias, Venanzio, tutti indisponibili. Assenze quindi molto pesanti per i padroni di casa. Ancora qualche accorgimento riguardo la panchina proprio degli ospiti del Came Treviso e poi si parte proprio in questo momento. Primo possesso in favore degli ospiti con Turk che viene avanti a cercare Sacon. Vediamo che supera Marinovic, va alla conclusione subito Dalcin a dire di no al numero 89. Primo però pericolo delle parti del portiere dei campioni d'Italia. Adesso Sutton gira dall'altro lato, si va ancora velocemente con Turk. Sciappa Vieira dentro per Sacon, la chiusura è quello di Liberti. Marinovic trattiene lì il 21, pressione altissima di Turk. Liberti, Selusio scarica ancora per Dalcini in avanti, qui va a terra il numero 9 della Feldi. Non c'è fallo però di Sciappa Vieira, il capitano classe 1990. Quest'altro lato per Marinovic. Ancora Liberti, può andare in avanti, si è creato un buon corridoio qui. Marinovic dentro per Selusio, murato da Sacon, risponde subito la Feldi. Primi 45 secondi molto intensi al Pala Sele. Ci ha provato prima Sacon, adesso ci ha provato Selusio, chiuso proprio dal numero 89 Dalcin. Occhio che da lì può anche andare il capitano della Feldi. Selusio alla conclusione, risponde presente però Pietrangelo. Ancora Selusio a recuperare, mettere dentro per Braga, c'è ancora la chiusura. Allora Turk può far ripartire i suoi in mezzo a tre maglie della Feldi. Alla fine è Liberti che riesce a chiudere, a guadagnare anche il possesso. Francesco Liberti inizialmente in panchina Calderolli,
Si può andare con Dalcini in avanti, Liberty, sponda per Braga, ottimo l'intervento di Pietrangelo a chiudere e a far ripartire anche i suoi con Ciapaviere dall'altro lato. Può andare il capitano dentro per Turk, va alla conclusione, facile questa volta la presa di Dalcini che fa partire velocemente Selusio che va dentro, ottima chiusura ancora una volta di Sutton. Si va per Turk all'indietro, adesso lentamente va a costruire qualcosa la squadra ospite, che può andare ancora con Sakon, la scivolata di Selusio, non c'è angolo, non c'è stato il tocco del 77. Adesso va Dalcin, lungo per Braga, la tiene lì solo per un attimo, può andare ancora Ciapaviere dall'altro lato, Sutton, occhio al 10, su di lui c'è Liberty, non riesce a chiuderlo, forse sì c'è stato adesso comunque il tocco del numero 9, chiedeva un fallo Sutton quando sono andati via 1 minuto e 50 di questa prima frazione, 16ª giornata del campionato di Serie A, prima giornata del girone di ritorno, mentre qui ancora Turk va alla conclusione, deviata da Braga nell'ultimo turno, un pari per la Feldi Eboli 0-0 sul campo dell'Active Network, vittoria invece esterna per 5-2 sul campo del Mantova per i ragazzi oggi maglia nera. Sakon può dare ancora vicino per Sutton, ancora Sakon in avanti a cercare Ciapaviere all'uscita, ottima di Dalcin, Liberty poi scarica velocemente per Selusio che può salire, Marinovic, Braga dentro ancora per Selusio, occhio a Liberty che può andare alla conclusione, tenta di superare prima Ciapaviere, poi tira, palla alta questa volta rispetto alla porta difesa da Lorenzo Pietrangelo, l'ex Napoli, che può andare adesso a far ripartire i suoi. Sakon, Turk, va per Ciapaviere, andare ancora Sutton, Ciapaviere, Turk, su di lui sempre Marinovic, va per vie centrali, sceglie di seguire il capitano, non riesce a controllare la sfera però Ciapaviere, allora Liberty può far ripartire velocemente la Feldi, non riesce però a trovare Selusio, allora occhio ancora la ripartenza Kame che va con Sakon, Turk dentro per Sakon, la chiusura è di Braga, vediamo i primi movimenti per quanto riguarda la Feldi, dentro proprio lui come dicevamo poco fa, Calderolli, quindi fa il suo ingresso in gara, fa il suo ingresso in questa 16ª giornata del campionato. Qui c'è fallo nel frattempo della Feldi, qui Calderolli lamenta qualcosina con l'arbitro, c'è comunque punizione in favore della Kame, da quest'altro lato dentro del Gaudio va fuori Sakon, c'è punizione molto molto pericolosa, occhio qui alla Kame, può andare Sutton, punto di battuta c'è Sutton, occhio al numero 10 che andrà per Turk, vicino a lui il numero 8 che sembra essere pronto alla conclusione, va adesso il gol, Turk, il vantaggio della Kame con il numero 8 Turk che realizza dopo l'assist di Sutton, quindi è Turk a sbloccare il match al Palasele. Calderolli va per Selusio, chiuso subito da Ciapaviere, altro possesso per la Feldi che può andare con Braga all'indietro per Selusio, Calderolli va per Liberty, deve reagire subito adesso la squadra di casa, devono reagire subito i campioni d'Italia in carica, e qui è Calderolli a commettere fallo, diamo anche uno sguardo alla situazione falli, 1 commesso dai padroni di casa, 0 invece dagli ospiti, con Sakon ancora sul pallone a servire Turk,
Sutton in avanti, Braga a chiudere. Altro possesso per la Kame, 16:24 al termine della prima frazione. Fatto il suo ingresso anche Galliani, si va in avanti ancora per Japa Vieira, che non riesce a tenere lì però il pallone. Allora Selusio, Calderolli, Berti a fare spazio a numero 22 Galliani, Pierluigi Galliani, classe 95. Può andare ancora Sutton sul punto di battuta, si va a vedere dentro Japa Vieira, conclusione però presa dal Cin, qui rischia tantissimo ancora la Feldi, ha sbagliato tutto però proprio davanti a Dalcin. Sacon ha rischiato ancora una volta tanto qui la formazione di mister Salvo Samperi, che adesso va in avanti a cercare Braga, che si porta però qui il pallone fuori. Altro possesso quindi sempre per la Kame quando sono andati via i primi 5 di gioco. Decide Turk fino a questo momento, in avanti Selusio a chiudere, Calderolli, può andare il numero 11 ancora per via centrale, chiuderlo Sacon, scarica ancora su Selusio, Calderolli tenta di andare alla conclusione, c'è fallo questa volta su di lui. Vediamo Calderolli se va veloce, si dovrà ribattere questa punizione. Questa volta c'è Selusio sul punto di battuta, larghissimi Galliani a destra e Braga qui sotto la nostra postazione. C'è Calderolli invece a lottare davanti alla porta difesa da Pietrangelo. Selusio va alla conclusione, murata ancora una volta dal capitano Japa Vieira. Altro possesso però sempre per la Feldi, che può andare con Galliani dentro. L'ottima chiusura è quella di Pietrangelo, a servire velocemente Sutton. Sacon ancora per il numero 10 Turchi in avanti, la chiusura è quella di Selusio che va per Calderolli, vediamo se va in mezzo. Sì, servizio però un po' troppo corto quello del numero 11 a chiudere ancora una volta la squadra ospite, che adesso deve ancora difendersi dall'attacco di Braga. Turk va addirittura alla conclusione, Dalcin salva e va a battere velocemente per Selusio, si va per Braga, su di lui c'è il capitano Japa Vieira, la tiene lì Lucas Braga, poi tocca all'indietro per Calderolli, dentro ancora per Braga, la chiusura è quella di Turk, non si è chiuso il triangolo tra il numero 11 della Feldi e Lucas Braga, che adesso lascia spazio a Douglas Nicolodi. Eccolo qui il numero 10 a toccare all'indietro per Selusio, ancora Galliani, si va ancora per Nicolodi, Selusio, Calderolli dentro per Galliani, la chiusura è quella di Sacon, poi Turk, Calderolli in pressione riesce a rubare il pallone a Turk, poi Nicolodi qui tenta di servire Calderolli, non si intendono i due. Altra occasione sfumata per la Feldi, ancora Japa Vieira, Pietrangelo, può andare il numero 1 in avanti, cercare ma non trovare Sutton. Allora Dalcin fa ripartire velocemente Selusio, vicino a lui Marinovic, nuovamente in campo anche il 21 Galliani, vorrebbe servire Marinovic, lo serve adesso. Pronti due ingressi anche per quanto riguarda la Kame. Marinovic ancora per Nicolodi, l'ultimo tocco è della Kame. Allora possesso Feldi con Galliani, lì dietro per Dalcin, si fa vedere Marinovic, sale Dalcin, può andare il numero 3 per Nicolodi, ancora per Dalcin, occhio che può provare da lì il capitano e prova, palla che termina fuori, non di moltissimo, ci ha provato Dalcin, c'è stato un tocco però, l'avevamo detto, da lì può provarci Dalcin, Carlos Dalcin, ci è andato vicino Marinovic, chiama lo schema, dentro Nicolodi, dentro anche Galliani, si va dietro però per Selusio, murato ancora una volta da Sacon. Altro possesso, Galliani, Selusio, Dalcin, può salire ancora lui, Marinovic,
Vediamo se riesce a liberarsi per la conclusione. No, va per Selusio. Galliani, Nicolodi dall'altro lato. Su di lui c'è sempre Ciappavera, poi Sutton ad attaccare Selusio. Si va ancora per il 77. Galliani sta cambiando pochissimo la squadra ospite qui. Angolo ancora per gli ospiti, per la Kame. Può andare sempre seconda Sutton dentro per Ciappavera, qui rischia tantissimo e poi c'è fallo del capitano Dani di Galliani, punizione in favore della Feldi, che può andare adesso con Nicolodi. Si fa vedere Selusio, eccolo servito. Il suo però passaggio è fermato dalla Turk e c'è time out richiamato da mister Salvo Samperi. Si ferma quindi il gioco sul punteggio di 1-0 in favore della Kame. Decide fino a questo momento il gol di Turk sulla punizione battuta da Sutton. C'è stato il tiro del numero 8 imprendibile per Carlos Dalcin. Ci sta provando comunque la Feldi a rimettere in carreggiata questa gara, quando sono andati via i primi 7 di gioco. Diamo anche uno sguardo alla situazione falli. Sono 2 commessi dalla Kame, 1 invece quello commesso dalla Feldi Eboli. Vedremo se sarà un match ricco di gol così come quello dell'andata nel prossimo turno. Nel frattempo la Feldi sarà ospite dell'Ital Service Pesaro, match interno invece dopo 2 trasferte per la squadra di mister Rocha a Mantova. Match no, scusate, interno diciamo Kame Treviso Active Network Futsal. Mantova è stata la trasferta proprio prima della gara qui di Eboli, quindi turno casalingo con la Kame Treviso che sfiderà anche in Coppa Italia l'Active Network Futsal nel primo turno, quello del 23 gennaio, mentre c'è possesso per la Feldi con Douglas Nicolodi che va per Selusio. Marinovic, va il 21 a cercare Nicolodi, la chiusura è quella di Ciappavera che poi qui va a contrasto con Nicolodi. Non c'è fallo però sul 10. Si gioca comunque con Dalcin che va dentro sempre per Nicolodi. Marinovic, Selusio ancora per Marinovic che va dentro per Galliani. Ottimo il servizio del 21. Può andare allora Galliani a servire ancora Nicolodi. Vediamo se va alla conclusione. No, su di lui c'è Ciappavera. Vediamo se per la conclusione c'è l'ultima del nuovo entrato, il numero 7 Edoardo Botosso. Va ancora Marinovic per Galliani che va alla conclusione, murata da Ciappavera. Allora Dalcin, si fa vedere Marinovic vicino a lui, servito invece Selusio. Dalcin, Marinovic. Vediamo se torna dal 77 o crea qualche altra cosa il 21. Va da Selusio. La conclusione Murato. Presa facile quella di Pietrangelo in questo caso che va per Ciappavera. Galliani a chiudere sul capitano. Servizio nel nulla quello di Ciappavera. Allora Marinovic può ripartire velocemente la Feldi. Ancora il 21 dall'altro lato per Selusio che tocca per Galliani. All'indietro Selusio fa da sponda per Marinovic che va per Nicolodi, non riesce a tenerla dentro Nicolodi. Da quest'altro lato invece dentro del Gaudio, fuori Ciappavera, pronto ad entrare nuovamente anche Calderoli. Vediamo diversi ingressi sì, nella Feldi. Entra Liberti, entra Calderolli e Restaino. Va fuori Nicolodi, fuori Selusio.
Dentro qui per Calderoli, l'ottima uscita è quella di Pietrangelo a mettere fuori possesso comunque sempre per i campioni d'Italia. Possono andare adesso con Calderoli all'indietro per Restaino. Va il 24, Dalcin supera la linea centrale, va allora per Calderoli, non riesce a tenere dentro Liberty. Possesso allora per Pietrangelo, può andare a far ripartire i suoi, si fa vedere vicino Sacon, si sceglie però Del Gaudio in avanti, c'è la chiusura, Liberty, vediamo se va alla conclusione, sì, murato però da Sacon. Altro possesso per la Feldi, va fuori anche Marinovic, dentro Braga. Restaino, tocca per Calderoli, Liberty, su di lui c'è Botosso, può andare ancora Liberty, dentro per Braga, vediamo se riesce a girarsi, non riesce a girarsi, Lucas Braga, la trattenuta su di lui da parte di Sacon, non ha permesso al numero 13 di calciare verso la porta e qui distinto Pietrangelo va a dire di no a Braga. Possesso ancora Feldi, che va con Calderoli, dentro per Liberty che va alla conclusione. Ci ha provato il numero 9 a realizzare un altro super gol questa volta. Palla che termina molto larga rispetto alla porta difesa da Pietrangelo, che può andare adesso a servire in avanti il suo numero 9 Del Gaudio. Vediamo se tocca all'indietro, la chiusura è quella di Braga con Restaino che la tiene lì. Braga va alla conclusione, palla fuori, larga la conclusione del 13 che ci ha provato con il destro, dentro nuovamente Sutton, fuori Botosso, ancora Sacon, si va per Del Gaudio all'indietro, Sacon dall'altro lato, ancora Del Gaudio in avanti a cercare Sacon, la chiusura di Dalcin, palla però che non trova lo specchio della porta di Pietrangelo che va velocemente per Sutton, dall'altro lato per Sacon, va contro i cartelloni, dovrebbe essere tutto ok però per il numero 89, sì, tutto ok, va a spiegarsi anche con l'arbitro quando siamo a metà proprio della prima frazione. 1-0 in favore della Cameri, resiste fino a questo momento il gol di Teo Turk. Possesso Feldi, se non andiamo errati, anzi no, possesso Camesi, c'è Sacon sul punto di battuta, va per Sutton, Di Guida, ancora Sacon, va a scambiare con Di Guida, vediamo se si chiude il triangolo, e qui un tocco di Guida su Calderoli, tocco involontario sicuramente quello del numero 14, che va subito a spiegarsi con Calderoli. Resta a terra però il numero 11 della Feldi. Possiamo rivedere il momento del contatto tra Di Guida e Calderoli. Qui viene applicato adesso dello spray sulla caviglia sinistra. Vediamo se sarà in grado di proseguire Calderoli, che adesso si trascina fuori dal campo, dentro Selusio. Già diverse e pesanti assenze per quanto riguarda la Feldi, diciamo di Patias, diciamo di Caponigro, di Venanzio, insomma manca qualcosina sicuramente alla Feldi. Dentro Azzoni nel frattempo per quanto riguarda la Came, va ad Alcin a cercare e trovare Selusio in avanti per Lucas Braga, va il 13, ottimo il servizio per Restaino alla conclusione, Pietrangelo a dire di no, ottima conclusione del 24 dopo la sponda ottima di Lucas Braga, intervento però di Pietrangelo a dire di no, c'è angolo, va dentro per Restaino, altra conclusione murata da
del Gaudio. Può andare allora Dalcin, si va a vedere largo Liberty, va il numero 9 per Selusio. Lucas Braga riesce a girarsi, va alla conclusione, ancora Pietrangelo, dire di no al numero 13. Applaude comunque la panchina della Feldi, la giocata del suo numero 13 che la tiene ancora lì. Ancora su di lui Sacon, si va all'indietro, Restaino, Selusio, Liberty, ancora per Selusio che va alla conclusione, questa volta distante da Pietrangelo, in avanti subito a cercare del Gaudio. Vediamo se si gira il 9, no, va all'indietro, Sacon, Sutton, sceglie di andare centralmente, sbaglia, Selusio a chiudere, Liberty, Selusio, può andare il 77, dentro per Liberty che aveva chiesto qui il triangolo a Selusio, che invece a sua volta era andato verso l'interno, non si sono capiti. Allora qui Liberty non riesce a chiudere su Sutton, Pietrangelo costretto a mettere fuori sulla pressione di Lucas Braga. Nuovamente pronto Di Guida e Turk, pronti quindi i due a fare nuovamente il loro ingresso sul parquet qui del Palaserie. Può andare ancora Liberty che fa fuori Azzoni, poi chiudere è Sacon. Altro possesso per i padroni di casa, sempre Liberty sul punto di battuta. Vediamo chi sceglie, va dentro, la chiusura è quella di Pietrangelo. Altro possesso, 1 metro però più indietro rispetto a prima per la Feldi, con Selusio che va per Dalcin. Stavolta sale del Gaudio, Dalcin va per Restaino, servizio però sbagliato quello del portiere. Va dentro Turk, va fuori del Gaudio, pronto anche Di Guida, non è pronto, invece dovrebbe essere Sacon a lasciare il posto a Di Guida. Si continua quindi a giocare con Turk che va a servire Azzoni, palla che termina fuori, non entra ancora Di Guida e quindi rimette anche la casacca. Dall'altro lato invece è pronto Liberty a far ripartire, cioè quando mancano 8 al termine di questa prima frazione. 1-0 in favore della Kame, in parità invece situazione falli, 2 per parte. Qui Braga non riesce a tenere dentro il pallone, può andare quindi Sutton, si va a vedere avanti Azzoni, servito, sbaglia l'intervento Selusio. Turk allora, occhio al numero 8 che va 2 volte alla conclusione, fuori di un soffio la seconda conclusione del numero 8. Si è salvata qui la Feldi, rivediamo ancora il destro di Turk che va vicinissimo al palo della porta difesa da Dalcin, che si alza anche un po' dolorante. Salvata in questo caso la Feldi che può andare con Selusio, supera Turk, si va per Nicolodi, ancora Selusio, Galliani, sbaglia il servizio, Turk va alla conclusione, ancora fuori ma ancora pericolosissimo il numero 8 Teo Turk. Adesso qui si va in avanti per Braga che lotta sempre con Turk, la tiene lì il 13. Sono diverse sicuramente in questo caso le strutture fisiche, quella del 13 della Feldi, quella dell'8 della Kame. Qui Nicolodi tenta di andare dentro, la chiusura è quella di Azzoni, Nicolodi però riesce a mettere con un guizzo il pallone dentro e guadagnare un altro possesso per la Feldi. C'è Selusio sul punto di battuta, si fa vedere dentro Galliani, servito però Braga che va alla conclusione, destro troppo debole per il pensiero di Pietrangelo. Adesso sì, entra Di Guida che aspettava credo da 1 minuto questo cambio. Può andare allora in avanti sempre per Turk, la chiusura questa volta di Carlos Dalcin. Si va da quest'altro lato, Lucas Braga, Galliani contro Sutton, lo tiene lì il 10, Galliani non torna all'indietro in un primo momento. Adesso sì per Nicolodi, Selusio,
Ancora Selusio sulla pressione di Guida. Nicolodi scambia con Selusio. Galliani. Siamo da quest'altro lato. Dentro per Nicolodi. La chiusura è quella di Sutton. Occhio di Guida che può andare alla conclusione. Murato però da Galliani. Ancora possesso 14 però che va all'indietro per Sakon. Turk alla ricerca del gol del 2-0. La Kame alla ricerca del gol del pari. La Feldi che adesso attacca ancora con Galliani. La pressione è quella di Turk, scarica all'indietro per Selusio. Nicolodi a sua volta qui tenta di superare i due avversari, non riesce. Il suo intento il numero 10 della Feldi. Palla che si perde fuori, quindi possesso Kame. Può andare dentro, la chiusura quella di Selusio. Fuori adesso Nicolodi, dentro Calderolli. Mentre Sutton può andare all'indietro per Azzoni che va alla conclusione. Murata da Marinovic e termina poi debole tra le mani di Dalcin. Può andare adesso Selusio. Vediamo il 77 che resiste su Sutton. C'è Marinovic dall'altro lato. Calderolli si va per Galliani. Fermato però il numero 22 che adesso va all'indietro per Dalcin. Può andare Carlos Dalcin. Galliani. Selusio qui non riesce a trattenere il pallone e poi va in pressione su Turk che protegge l'uscita del pallone, che adesso è preda di Pietrangelo che va proprio per Turk. Sutton. Azzoni, ottimo il servizio per Di Guida che fa lo scavetto davanti a Dalcin. Palla che termina alta. Chiedono una deviazione che non c'è però. Allora Marinovic. Calderolli. Ancora Marinovic. Non scarica ancora il 21. Scarica adesso per Calderolli. Ottima la giocata come al solito del numero 11 che va per Selusio. Dall'altro lato per Calderolli. Si va per Galliani. Dentro per Calderolli che riesce ad intercettare il pallone e passarla dentro per Marinovic. Il pari della Feldi Eboli con il numero 21 Marinovic. Azione costruita da Calderolli e poi altra ottima giocata del numero 11 su Turk che ha servito in mezzo Marinovic. Il numero 21 non ha dovuto fare altro che spingere la palla in rete e depositare quindi l'1-1 quando mancano 5 minuti al termine della prima frazione e possiamo dirlo fino a questo momento un pari che ci sta tutto per quello visto fino a questo momento sul parquet qui del Palasele. Si riprende però subito a ritmi alti con Giappaviere che tenta il servizio per vie centrali. La chiusura è quella ancora di Calderolli che va per Marinovic a servire Selusio. Si va ancora per Calderolli alla conclusione. Non l'ha toccata Pietrangelo, forse sì, l'ha toccata Pietrangelo sulla conclusione di Calderolli. Ad un passo dal 2-1 la Feldi. È salito in cattedra però Calderolli che adesso va all'indietro. Servizio intercettato da Giappavere ma possesso sempre Feldi con Dalcin che va a recuperare il pallone, lo va a dare proprio a Calderolli che va per Selusio. Si fa vedere ancora Marinovic. Servizio però all'indietro per Carlos Dalcin. Può andare ancora per Liberti. Dalcin largo qui Marinovic servito in questo momento. Non va però alla conclusione, va a servire Selusio. Servizio troppo forte di Selusio e c'è time out questa volta chiamato da Mister Roscia e noi approfittando di questo time out diamo anche uno sguardo a questo turno di campionato. L'unica gara che si è disputata ieri è stata quella tra Napoli Futsal e Fortitudo Pomezia, 6-0 in favore della squadra partenopea. Oggi le prime due gare
alle 16 tra Olympus Roma e Sandro Abate Avellino, 4-2 in favore della squadra romana. Vittoria dello Sporting Ciampino in trasferta per 4-2 sul Savia Testa Mantova. Poi c'è Olimpia Verona, Eco City Futsal Genzano, Active Network, Meta Catania, Cosenza Sporting Sala Consilina, Feldi Eboli, Came Treviso. E domani, domenica 14 gennaio, ci sarà L84 Ital Service Pesaro a chiudere questa 16ª giornata del campionato di Serie A calcio a 5. Adesso tutto pronto per la ripresa quando mancano 4:25 al termine di questa prima frazione. Ritmi molto alti, vanno a chiedere le ultime indicazioni a mister Rocha, proprio Sutton, Turk e Sakon. Il possesso è giustamente per gli ospiti, con Turk che va in avanti a cercare ma non trovare Sakon. Si può andare allora con Marinovic, Selusio, ancora Marinovic, Dalcin va dentro per Liberty, Sutton non chiude, si va dentro allora Selusio, Pietrangelo, ed esulta il portiere della Came perché ha salvato tutto, ha salvato i suoi dal possibile 2-1 della Feldi, che va adesso ancora con Liberty a cercare Marinovic, all'indietro ancora per il numero 9 Calderolli, Marinovic all'indietro sempre per Calderolli, da quest'altro lato per Marinovic, può salire adesso il 21 che vince anche il duello con Sakon. C'è l'uscita però di Pietrangelo, Dalcin in avanti per Calderolli, ci arriva e mette giù questo pallone ottimamente per Marinovic, palo incredibile, palo di Marinovic, ma altra grandissima giocata di Calderolli, giocata splendida, eccola lì, quella del numero 11 all'indietro, il tocco per Marinovic che ci ha provato, la palla che si è stampata sul palo alla sinistra di Pietrangelo, il legno quindi a dire di no alla Feldi, a dire di no al 2-1 dei padroni di casa. Sakon ancora per Sutton, si fa vedere Turk, servito in questo momento, può andare ancora per Sciappaviere dall'altro lato, Sakon per Sciappaviere, questa volta non la tiene dentro il numero 12 che va comunque a dare un cenno d'intesa a Sakon. Calderolli dentro, la chiusura è quella di Sakon, 3 al termine di questa prima frazione, con Calderolli che mette all'indietro sicuramente il migliore in campo di questa prima frazione. Calderolli, qui Liberty va dentro per Marinovic, servizio troppo lungo, si spiegano comunque Liberty e Marinovic. Può andare Turk, Sakon, Sciappaviera, su di lui Selusio, Sciappaviera tocca all'indietro per Turk, occhio al numero 8, su di lui c'è Marinovic, va ancora per vie centrali, Sciappaviera, palla fuori, l'ha guardata soltanto Carlos Dalcin, ha guardato il piazzato di Sciappaviera che è terminato fuori. Calderolli, Selusio, Calderolli, ancora Marinovic a servire Liberty che scambia ancora con Calderolli, di guida a mettere una pezza e fermare la ripartenza della Feldi, che va ancora adesso con Calderolli all'indietro per Niccolodi, tenta qui di scambiare ancora Calderolli e Selusio, palla che si perde in angolo, va veloce Turk dentro, la chiusura è ancora quella di Selusio, chiede calma adesso mister Rocha, ancora Turk sul punto di battuta, può andare per Sakon, murato però dal petto di Dalcin, adesso subito in avanti per Selusio, la chiusura è ancora una volta quella di Sakon, altro possesso per la Feldi, c'è qualche problemino però per Selusio, nuovamente dentro anche Lucas Braga, resta dentro Selusio,
cenno di intesa con la panchina. Mister Samperi, si può continuare a giocare ora con Calderolli. Nicolodi va per Selusio, si fa vedere ancora Nicolodi, servito invece Calderolli dall'altro lato che va all'indietro per Selusio. Nicolodi, eccolo qui Selusio. Braga va per Calderolli, vediamo se scambia con Nicolodi. Calderolli adesso si va a servire il 10 che va alla conclusione, palla fuori, ci ha provato Douglas Nicolodi ed è andato vicinissimo al 2-1. Eccola qui la giocata ancora di Calderolli per Nicolodi che si libera e tenta col sinistro di superare Pietrangelo, cosa che non gli riesce proprio. Allora ancora Pietrangelo a servire Ciappaviera che mette a terra per Di Guida, ancora Ciappaviera. Turk, su di lui c'è Lucas Braga, vediamo se va dentro la chiusura di Braga, addirittura a far ripartire su e servire Calderolli all'indietro con tutta calma per Selusio. Nicolodi, si va ancora per Calderolli, Ciappaviera su di lui, va in avanti ancora Calderolli a cercare e trovare Selusio. Occhio a quest'altra ripartenza, Selusio va per Nicolodi, non si aspettava forse il servizio del numero 10. Allora occhio adesso a Turk da quest'altro lato, può andare il numero 8 alla conclusione. Murato ancora una volta da Calderolli, l'ultimo tocco è proprio quello del numero 11, va fuori Nicolodi, dentro Liberti per questi ultimi 53 secondi della prima frazione. Fuori Turk, dentro Botosso per quanto riguarda la Kame, in un primo tempo combattutissimo. Avevamo detto la situazione di classifica divide le due squadre da appena un punto, uno in più per la Feldi, era molto equilibrata. Può andare adesso Marinovic, dovrebbe andare alla battuta, anzi no, lascia l'incarico a Selusio. È il terzo fallo commesso questo dalla Kame. Marinovic, Braga, si fa vedere dall'altro lato Selusio, servito dentro per Marinovic, non so, e richiedono qui un tocco di mano, mentre Ciappaviera va alla conclusione. Dalcin a mettere direttamente fuori per Pietrangelo. Occhio, fatto male qui Dalcin, mani nei capelli per Selusio. Rivediamo qui Braga che mette per Selusio. Marinovic, la sua conclusione, la scivolata disperata. Non ho visto se di Sacon o di Sutton mettere comunque palla fuori. Ancora qualche problema per Carlos Dalcin. Che si rialza comunque. Cioè, va fuori Dalcin, sì. Al suo posto Montefalcone. Problemi quindi per il capitano della Feldi. Sacon va dentro per Ciappaviera, la chiusura è quella di Selusio. Braga, ancora Selusio, va alla conclusione. Liberti, 8-7 secondi al termine, l'ultimo possesso quindi per la Feldi. Vediamo se va alla conclusione. Liberti dentro per Selusio, è sua l'ultima conclusione murata da Pietrangelo. Termina così la prima frazione qui al Pala Sele di Eboli, è 1-1 al vantaggio di Turk. Per la Kame ha risposto Marinovic dopo un'ottima giocata comunque di Calderolli e termina sull'1-1 quindi la prima frazione, con le due squadre che fanno rientro negli spogliatoi. A risentirci quindi tra pochissimo per la seconda frazione.
Rieccoci nuovamente dal Pala Sele di Eboli, pronti per questa seconda frazione. La gara tra Feldi Eboli e Cammen Treviso, 1-1 il parziale fino a questo momento, in vantaggio gli ospiti di Mister Rocha con Turk. Ha risposto Marinovic. Per quanto riguarda la Feldi Eboli, che è già prontissima, schierata con Dalcini, che quindi è recuperato dall'infortunio sul finire proprio della prima frazione, Selusio, Marinovic, Lucas Braga e Liberti. Dall'altro lato invece Pietrangelo, Sacon, Sutton, Giappa, Vieira, e manca il quarto, quindi per questo non si è ancora ripreso a giocare, anzi eccolo lì, sì, è Turk, il quarto, l'ultimo quinto del quintetto di Mister Rocha. Quasi tutto pronto, adesso sì, si può ripartire. Primo tempo, diciamo, molto intenso, con le due squadre che sono ribattute colpo su colpo. Vediamo se sarà così anche la seconda frazione. Qui subito un possesso guadagnato da Liberti, che è pronto ad andare per Selusio, che va in mezzo a chiudere Sutton. Per quanto riguarda la Feldi Eboli, sono anche Degan, Nicolodi, Calderolli, Montefalcone, Sansone, Galliani e Restaino. Qui Sacon va a rimettere in avanti, dall'altro invece Pietrangelo, Botosso, Turk, Del Gaudio, Sutton, Sciappaviera, Di Guida, Fadiga, Perazzetta, Azzoni, Ditano e Pozzer. E questo è il roster di Mister Rocha. Di qui può salire ancora Dalcin, che va per Selusio, Marinovic a cercare Lucas Braga, che riesce a girarsi ma non a servire Liberti. Tocco qui per Turk, che va ancora alla conclusione, va a metterci il piedone Dalcin e mettere in angolo. Primo pericolo da quest'altro lato con Turk dopo 40 secondi di gioco. Può andare ancora all'indietro per Sacon, vediamo che si prende per la conclusione. Sacon trova il 2-1. Vanno qui a spiegarsi Marinovic e Liberti e Sacon. Qui possiamo rivedere quasi un po' a sorpresa a trovare il piazzato e a superare Carlos Dalcin. Torna quindi avanti la Came con Sacon, numero 89, Pozzer, Sacon, Mateus, classe 89. Va Marinovic, è lui che ha siglato il pari, lui che adesso va a superare, ma solo per un attimo Sciappaviera, che poi va a recuperare il pallone. Va in avanti, l'ultimo tocco è proprio quello del capitano, anzi no, l'ultimo tocco è quello di Liberti. C'è possesso quindi ancora in favore della Came. Sul punto di battuta c'è Turk, ha trovato in avvio il nuovo vantaggio. La Came deve quindi inseguire nuovamente, la Feldi Eboli devono inseguire nuovamente i campioni d'Italia, che in settimana ha giocato anche la Coppa Divisione sul campo del Sicurlube Futsal. 4-3 sconfitta per la Feldi nell'andata dei quarti di finale della Coppa Divisione. C'è ancora quindi un ritorno da giocare qui proprio al Pala Sele di Eboli. Qui nel frattempo Liberti ha scaraventato il pallone fuori, c'è Sutton sul punto di battuta. Altro possesso quindi per la Came, che va con Sacon. Turk dentro per Sciappaviera, dentro ancora per Sacon, che non riesce però a liberarsi del suo ultimo marcatore, ovvero Selusio. Allora Liberti a cercare ma non trovare Braga. Allora Pietrangelo aspetta che il pallone termina la sua corsa fuori e poi fa ripartire velocemente Sacon. Vediamo prontissimo a fare il suo ingresso nuovamente a Calderolli, sicuramente il migliore nella prima frazione di gioco. Vanno a scambiare ancora Sutton e Sacon, ancora l'89 che va per Turk. Sacon tenta di liberarsi di Braga e servire qualcuno dentro, ma non c'è nessuno a chiudere, c'è solamente Liberti che va per Dalcin, ancora per
Liberti che torna all'indietro, vediamo se allarga per Marinovic, ma invece per Lucas Braga. Adesso si va per Marinovic, Selusio da quest'altro lato, ancora il 77, vediamo se va alla conclusione. Murato, può ripartire anche ancora una volta Sutton con Sciappaviera, ancora il 10, Sutton va a superare Liberti, vediamo se va alla conclusione, mette in mezzo per Sciappaviera e palla che termina fuori. Selusio, Nicolodi va a chiudere Sacon, poi ancora Selusio per Nicolodi, Marinovic va per Lucas Braga, all'indietro per Selusio, ancora Braga, su di lui Sacon a spingere l'89, il 13 però si fa spazio e va a servire Nicolodi, vediamo se va alla conclusione. Nicolodi tocca all'indietro per Marinovic, Selusio e va per Dalcin, Selusio dentro per Nicolodi che sbaglia il servizio, ancora per Selusio, l'ultimo tocco è proprio quello del 77. 16:30 ancora da giocare in questa seconda frazione, siamo appena all'inizio, c'è ancora tanto da giocare con Braga che va fuori dal suo posto, entra Calderolli, adesso sì dentro il numero 11 Fabrizio Calderolli. Nel frattempo qui Sciappaviera tiene dentro un grande pallone, si va per Sutton che va a puntare proprio Calderolli. Sutton, vediamo se si libera per la conclusione, solo un attimo perché rientra anche Douglas Nicolodi. Adesso Calderolli fa ripartire Selusio, si va a vedere dentro Nicolodi, vediamo Selusio chi sceglie Calderolli, si va per Marinovic, dentro per Nicolodi che va alla conclusione. Murato ancora una volta da Sutton, c'è possesso ancora per la Feldi, si può andare adesso con Selusio, quest'altro lato per Marinovic, occhio a Turk che è ripartito, riesce anche a tenerlo dentro solo per un attimo. Marinovic e chiudere su di lui, ci sarà quindi ancora Turk alla battuta. Sutton su di lui, Selusio riesce a superarlo, a calciare, devia però ancora in angolo Carlos Dalcin, può andare ancora Sutton, si va a vedere Turk servito in questo momento, ci ha provato con il sinistro Teo Turk, palla altissima, allora Dalcin va a recuperare e a servire Selusio, su di lui Turk, Nicolodi a duello con Sciappaviera, ottima la giocata per Selusio. Marinovic la tiene là il 21, all'indietro per Nicolodi, Calderolli può andare ancora lui per Selusio, Nicolodi tenta di liberarsi per la conclusione che non arriva, adesso ma Pietrangelo a mettere il piede, a far ripartire i suoi. Dalcin da quest'altro lato, occhio che tenta qui, stava per provarci Di Guida, mette però in fallo laterale proprio Dalcin. Turk si va per azioni, Di Guida sbaglia il controllo e recupera solo per un attimo perché c'è Calderolli che va per Selusio, Nicolodi dentro ancora per Selusio, la chiusura è quella di Guida che può far ripartire i suoi con Sciappaviera. Di Guida supera Nicolodi, va alla conclusione, facile però la presa qui di Dalcin, servizio sbagliato di Nicolodi per Calderolli. Altro possesso quindi per la Came, 14:35 ancora da giocare qui al Palasele. In questo momento Came che deve scavalcare in classifica proprio la Feldi, portandosi a quota 27 punti, 25 invece per la Feldi, con le due squadre che, come dicevamo prima, settimana hanno conosciuto anche i loro avversari nel primo turno di quanto riguarda la Coppa Italia, con la Feldi che ospiterà lo Sporting Sala Consilina
la Kame che ospiterà l'Active Network Futsal, mentre qui si continua a giocare con Dalcini che va a servire Nicolodi dentro per Galliani, a chiudere è Di Guida. Problemino qui per il numero 14, andiamo un attimo a parlare di Coppa Italia, diciamo. La Feldi, se riesce a superare lo Sporting Sala Consiglia, ne incontrare uno tra Eco City Genzano e Sporting Ciampino. Kame Treviso invece, in caso di passaggio del turno, andrà ad incrociare il Napoli Futsal o il Savia Testa Mantova, che ha battuto proprio nell'ultimo turno di campionato, sempre in trasferta per 5-2. Prossimo turno invece seconda giornata di campionato, girone di ritorno con la Feldi, sarà ospite dell'Ital Service Pesaro. Turno invece casalingo con l'Active Network per quanto riguarda gli ospiti della Kame, che qui vanno a salvarsi con azioni su Calderolli. Mettere ancora in angolo va Galliani per Nicolodi, vediamo che si libera e va alla conclusione. C'è stata la deviazione di Restaino sul palo della porta difesa da Pietrangelo. Allora Dalcin può far ripartire i suoi, ancora per Nicolodi, altro legno dopo quello di Marinovic nella prima frazione. Può andare ancora Nicolodi per Restaino che scambia con Calderolli. Nicolodi la tiene lì, adesso il 10 va per Calderolli, non la fa passare però Turk, ancora Nicolodi, alla conclusione Pietrangelo a mettere in angolo. Si sta facendo vedere tanto in questa seconda frazione Douglas Nicolodi, l'ex Sandro Abate, va ancora a tentare di servire Restaino che va alla conclusione. Murato messo fuori da Del Gaudio, maglia numero 9 Pasquale Del Gaudio per quanto riguarda la Kame. Adesso c'è Calderolli, si fa vedere Carlos Dalcin, eccolo qui, va a servire Nicolodi, si va per Calderolli che era quasi liberato per la sua conclusione. Murato all'ultimo, allora Dalcin, ancora lui, Calderolli, Nicolodi scambia ancora con l'11, Galliani, si fa vedere ancora Dalcin, dall'altro lato c'è Nicolodi, servito, vediamo se va a scaricare ancora il suo sinistro, ancora a dire di no, però Pietrangelo ci ha provato ancora una volta Nicolodi, che adesso sembra quasi voler ingaggiare un duello con Pietrangelo in questa seconda frazione. Può andare ancora Galliani a servire all'indietro Carlos Dalcini che non può toccare la sfera, allora va Nicolodi direttamente a cercare e trovare con un ottimo servizio Calderolli, su di lui c'è Turk, Calderolli si libera solo per un attimo, c'è ancora Turk, Restaino sul pallone, adesso tanta confusione con la Feldi che vuole trovare il punto del 2-2, si difende invece la Kame, quando può riparte come in questo caso con Turk che va a strappare un altro pallone dentro per Del Gaudio che in qualche modo ci arriva. L'ultimo tocco però è proprio quello del numero 9, così c'era parso anche in presa diretta. Può andare ancora Calderolli che si libera e va a servire Galliani, l'ottima chiusura, poi c'è fallo su Turk da parte del numero 22, punizione in favore degli ospiti con Sacon nuovamente dentro. Primo fallo commesso dalla Feldi, 0 ancora invece in questa seconda frazione da parte della Kame. Può andare ancora in avanti a cercare ma non trovare Botosso, dentro Liberti nuovamente, va fuori Galliani. 11:30 ancora da giocare, siamo quasi a metà della seconda frazione con Lucas Braga che qui non riesce ad andare via. Pietrangelo va dentro, Liberti di testa per Restaino, tiene lì solo per un attimo, poi va a chiudere su Del Gaudio, laterale in favore ancora della Kame. Qui rivediamo proprio Nicolodi che ci ha provato, il tocco di Restaino sul palo. Può andare allora ancora dentro con Del Gaudio che va alla conclusione e qui tiene a galla la Feldi Eboli. Carlos Dalcin che interviene sulla conclusione di Del Gaudio. Sacon a recuperare la sfera e a servire
il suo compagno che adesso può andare all'indietro, sempre per Sacon che va alla conclusione, murato però da Braga che può far ripartire i suoi per Liberty che non tenta subito la conclusione, viene murato da Sacon, guadagna comunque un possesso e aspetta adesso, attende il posizionamento dei suoi compagni. Vicino a lui c'è Calderoli, vediamo se viene servito proprio da Liberty. Sì, è servizio proprio per Calderoli. Dentro ancora Calderoli, la tiene lì solo per un attimo. Botosso a chiudere, a lottare il 7 della Kame, l'11 della Feldi, a guadagnare il possesso. È proprio Calderoli che va veloce all'indietro per Restaino. Liberty la tiene lì, Dalcin può andare lui, Liberty dentro per Restaino che prova a mettere dentro e guadagna un altro possesso, sempre con Liberty che va alla conclusione, murato il 9 però ci crede, la tiene lì, Dalcin si va dentro questa volta per Restaino che va alla conclusione, murato da Sacon, esce poi Pietrangelo, Sacon va a terra, Liberty di testa, ancora a giocare per Lucas Braga, Calderoli può ripartire, il numero 11 è pronto ad entrare nuovamente Selusio sul parquet qui di Eboli. Ancora i campioni d'Italia che tentano l'assalto alla Kame, tentano l'assalto al pari con Lucas Braga che la tiene lì, scarica poi all'indietro per Calderoli, vediamo che va dentro Calderoli, la chiusura all'ultimo è ottima di Sacon, eccolo qui Selusio, vediamo chi esce, gli fa spazio, sì, Restaino può andare allora Calderoli che va per Selusio, si va a vedere Liberty, ancora Calderoli, Selusio, Liberty dentro per Braga, vediamo se trova il pari adesso, l'ottima chiusura ancora una volta di Pietrangelo, tanti ottimi interventi di Pietrangelo, quest'ultimo su Lucas Braga, può andare ancora dentro Selusio, la chiusura di Botosso, Edoardo Botosso, numero 7 della Kame, pronto anche Marinovic, vediamo chi gli farà spazio, mentre qui può andare ancora Lucas Braga che va all'indietro per Calderoli, murato ancora da Botosso, mettere fuori, c'è comunque ancora Calderoli sul punto di battuta, non riesce qui a superare Botosso, ottima giocata del 7 a servire Sutton, ancora per Chapaviera, occhio a Botosso che scarica all'indietro per Sacon, eccolo qui ancora Botosso, Chapaviera, Sutton, su di lui c'è Liberty, Chapaviera scarica per Sacon, va alla conclusione, palla fuori, non di moltissimo, fuori Calderoli, dentro Marinovic dalle file della Feldi Eboli con Dalcin che va a recuperare il pallone. 8:45 ancora da giocare, 8:45 al termine di questa prima giornata del girone di ritorno, al termine quindi di Feldi Eboli Kame Treviso. Marinovic la tiene ancora lì, si fa vedere dentro Lucas Braga, va per vie interne, tenta di servire Liberty, non si intendono i due, vanno comunque poi a spiegarsi Marinovic e Liberty. Dentro nuovamente Nicolodi, qui è Pietrangelo che deve rimettere in gioco. Chapaviera dentro ancora, sbagliato il servizio per il nuovo entrato Perazzetta, Giulio Perazzetta, maglia numero 17 dalle file della Kame. Nicolodi qui tenta l'uno contro uno con Sacon, l'ultimo tocco è quello proprio dell'89. Ancora Nicolodi, allora all'indietro per Liberty. Nicolodi, va il numero 10 per vie centrali, poi scarica per Selusio, da quest'altro lato per Liberty. Selusio si fa vedere ancora Nicolodi, uno contro uno con Sutton, vanno a contatto i due numeri 10, non c'è nulla, si continua a giocare. Allora servizio in avanti sbagliato però della Kame, può andare Carlos Dalcin per Marinovic.
tenta di superare Sacon, l'ultimo tocco è quello di Sacon, allora laterale ancora per la Feldi, 7,40 da giocare. Selusio, Liberty, può andare il 9, tenta di superare Sutton, non ci riesce, torna sui suoi passi comunque Liberty e tocca all'indietro per Carlos Dalcin, pronto anche Galliani ad entrare, Nicolodi la fa girare ancora per Marinovic, Carlos Dalcin, vediamo se va alla conclusione, no, libera il proprio numero 9, poi Selusio, sì, dovrebbe essere il suo l'ultimo tocco ed è così, dentro Galliani, fuori Liberty, Sacon va in avanti a cercare Chapaviere che la mette giù dopo lo stop con il petto, perde anche una scarpa Chapaviere, si continua a giocare, adesso sì. Viene fermato, può andare allora adesso Selusio per Galliani, Nicolodi, Galliani ancora per Nicolodi che riesce a guadagnare un altro possesso sull'attacco di Sacon. Nicolodi, Selusio la tiene solo per un attimo, stop errato del 77. Può andare allora Perazetta all'indietro, Pietrangelo dentro, la chiusura è quella di Galliani di testa, non ci arriva Selusio. Allora può andare ancora Turk, tenta di scambiare con un suo compagno ma non riesce nella sua intenzione. Allora Galliani può far ripartire ancora la Feldi, si va a vedere Marinovic, servito, tocco all'indietro ancora per Galliani, c'è poi Marinovic, Nicolodi, va il numero 10 per Marinovic che qui viene fermato. Ancora Galliani a scambiare con Selusio, Sutton su di lui, va alla conclusione, la palla è lì, Marinovic, se non abbiamo visto male la palla ancora scheggiato il palo, chiedono anche un tocco qui i padroni di casa, non è così secondo gli arbitri, allora si può continuare a giocare con Chapaviera che va a toccare per Sutton, non riesce a superare Selusio, l'ultimo tocco è proprio quello del però Sutton. Allora Marinovic tenta di superare Sacon, vediamo se riesce a superarlo. Marinovic va dentro, non riesce a superare però a servire Nicolodi, servito adesso da Selusio. Galliani tenta di andare dentro, Marinovic a chiudere e c'è proprio time out in questo momento chiamato da mister Samperi. 5:43 al termine di Feldi Eboli Camere, sì, eccolo qui Galliani che è andato per Marinovic, c'è stato il tocco così come c'è stato il tocco del palo. Salvata ancora la Camere che è in vantaggio quindi per 2-1 sulla Feldi Eboli dopo il vantaggio di Turk, il pari di Marinovic, nuovo vantaggio siglato da Sacon. Abbiamo anche uno sguardo agli altri risultati, diciamo che oggi l'Olympus Roma ha vinto contro la Sandro Abate Verino per 4-2, la vittoria esterna dello Sporting Ciampino sul Savia Testa Mantova sempre per 4-2, vittoria esterna anche dell'Eco City Futsal Genzano per 6-1 contro il fanalino di coda Olimpia Verona, vittoria esterna anche del Meta Catania contro l'Active Network per 7-2. Per il momento altre 2 vittorie esterne, quella dello Sporting Sala Consigliere per 4-3 sul campo del Cosenza e quella qui della Came Treviso contro la Feldi Eboli per 1-2. Chiuderanno la 16ª giornata, ovvero la prima giornata del girone di ritorno L84 Ital Service Pesaro nella giornata di domani, ovvero domenica 14 gennaio alle ore 18:15. Nicolodi va a giocare per Marinovic, Calderolli, Lucas Braga subisce fallo, sì, questa volta è fallo
sul numero 13 da parte di Sacon. 1-1, situazione falli. 5:29, disposizione della Feldi con Calderolli sul punto di battuta, lascia l'incarico a Nicolodi che va alla conclusione centrale. Pietrangelo a mettere fuori, si dispera ancora una volta Douglas Nicolodi che va comunque subito sul pallone a servire Calderolli. Nicolodi, ma ancora il 10 per Marinovic, tocco qui di mano di Turk, sì, è evidente, c'è un altro possesso per la Feldi, quindi con Nicolodi che va a servire Calderolli, sempre per Nicolodi. Marinovic ci arriva, Carlos Dalcin può far salire i suoi, va a servire poi Marinovic, ci fa vedere Nicolodi ma viene servito Dalcin, ancora per Nicolodi che va alla conclusione ed eccolo qui Douglas Nicolodi, il nuovo pari della Feldi Eboli con il suo numero 10. L'avevamo detto che nella seconda frazione c'era e come Douglas Nicolodi ed ha trovato il 2-2, eccolo qui con il destro, ha fatto fuori Pietrangelo, ci ha provato diverse volte nel corso della seconda frazione Douglas Nicolodi, ci è riuscito a 4:53 dal termine. Adesso incitamento del pubblico del Palasele che chiede i 3 punti alla squadra padrone di casa. Occhio però a Turk che va per Giappa-Vieira, riesce a tenerla lì dentro il capitano. Calderolli su di lui, si appoggia su Sutton, dall'altro lato può salire ancora lui, ancora Teo Turk. Sacon vicino al numero 8 della Kame che gira all'indietro. Sutton ancora per Turk, vediamo se scambiano i due. Sì, la chiusura c'è, è quella di Calderolli. Lucas Braga può far ripartire velocemente la Feldi. Braga, vediamo se va alla conclusione, fermato all'ultimo da Turk. Occhio a questa ripartenza con Sutton che va dentro. Sacon, Dalcin a dire di no a Sacon e a salvare i suoi. C'è un attimo di incomprensione, c'è fallo, vediamo quindi la situazione falli, 2 pari anche la situazione falli. È stata una correzione per quanto riguarda la situazione falli. 2-2 quindi anche per quanto riguarda i falli commessi, mentre qui Turk trova il 2-3 della Kame. Grande giocata, se non andiamo ai lati, di Giappa-Vieira. Eh sì, è proprio Giappa-Vieira. Turk a battere Dalcin ed è il nuovo sorpasso della Kame. Si può giocare adesso con Calderolli. 4:10 al termine, nuovo pari della Kame. Si è fatto trovare impreparate questa volta la Feldi e qui l'errore di Dalcin, poi Nicolodi, ancora Dalcin a tenerla dentro e a guadagnare anche un possesso. Altra smorfia di dolore per quanto riguarda Dalcin che resta comunque sul parquet, mentre qui Calderolli va a servire Nicolodi, va dall'altro lato per Marinovic, la tiene il numero 21, va alla conclusione Murato, allora Sutton può andare per Giappa-Vieira che scambia ancora con Sutton. Giappa-Vieira qui non viene però innescato ancora dal numero 10, pronta la carta portiere di movimento per quanto riguarda mister Salvo Samperi. Vediamo infatti che indossato vettorina Liberti, qui sbaglia Douglas Nicolodi che poi si attacca praticamente a Giappa-Vieira e qui Turk è andato anche alla conclusione. Si gioca perché
Turk è andata alla conclusione, occhio al colore del cartellino giallo. Giallo per Douglas Nicolodi, che praticamente qui si è appeso a Chappavieira. Turk non è riuscito poi a mettere il punto del 4-2. Può andare Dalcin. Che va a servire Calderolli. Ancora per Nicolodi. Calderolli. Qui Chappavieira su di lui. Guadagnare un altro possesso la Kame con Sutton. Sakon. Turk. Ancora per Sutton. Pietrangelo. Dentro per Chappavieira che mette a terra e poi tenta la conclusione qui sulla linea. In qualche modo mette fuori la Feldi. Occhio a Calderolli. Ottimo strappo del numero 11. Ottima la chiusura della retroguardia, però qui della Kame che va dentro adesso con Sakon, che con uno scavetto supera Dalcin ma non trova ancora una volta il punto del 4-2. E qui c'è qualche altro cambio, mentre qui vediamo sì, con Chappavieira che è andata alla conclusione, l'ha toccata Calderolli, ha salvato dall'altro lato, ed ecco qui nel frattempo, come dicevamo, Liberti, portiere di movimento, con Marinovic che va a girarla ancora per Selusio. Nicolodi. Selusio che per poco qui non sbaglia il servizio, può andare ancora Selusio. Marinovic, Calderolli dentro, Pietrangelo a mettere in angolo. 2:16 al termine di questa vincente gara tra Feldi Eboli e Kame Treviso. 3-2 in favore della squadra ospite, con Selusio adesso che va a girare proprio per Liberti. Marinovic, Calderolli qui tenta di accentrarsi. Marinovic a servire ancora Liberti che gira per Selusio. Douglas Nicolodi, ancora Selusio. Marinovic, Nicolodi per Liberti che va dentro. Pietrangelo a chiudere e poi a provare la conclusione. Palla che termina però larghissima rispetto alla porta difesa da Dalcin, che entra nuovamente al posto di Liberti. 1:45 nuovamente dentro Liberti per Dalcin. Nicolodi va a servire a tentare il tutto alla Feldi con Liberti. Marinovic, può andare il 21, vediamo se si libera per la conclusione. Va a servire Liberti che mette dentro, non ci arriva Selusio. C'è stato un tocco di qualcuno della Kame. 1:22 Douglas Marinovic, ancora Nicolodi, vediamo che se va alla conclusione. Qui c'è numero 10 che resta a terra, molto dolorante. Douglas Nicolodi. Ecco qui sì l'intervento su Nicolodi, proprio lui sul punto di battuta, il numero 10. Vicino a lui c'è Selusio. Nicolodi va per Selusio. Liberti, ancora Nicolodi. Si va ancora per il 10. Marinovic, Calderolli, Selusio. Calderolli, Selusio. Scambiano i due. Calderolli, Selusio, dentro Marinovic. Non riesce a calciare verso la porta di Pietrangelo, dentro di guida. 53 secondi. C'è ancora un po' da soffrire per la Kame, c'è qualche speranza ancora per la Feldi, con Turk che va veloce per
Sciappa-Vieira, la chiusura su di lui di Marinovic, cambio sempre velocissimo tra Liberti e Dalcin, può salire ancora Nicolodi che va a servire Selusio. Marinovic sempre per Nicolodi che va alla conclusione, Murato, Liberti va a riprenderla, batte subito per Nicolodi, sempre Liberti, Nicolodi, Marinovic, Nicolodi va alla conclusione, Murato, dovrebbe essere angolo, sì, angolo e 28 secondi al termine qui al Palasele. Liberti sul punto di battuta, va a servire dietro Nicolodi che va per Marinovic, ancora Nicolodi, Douglas Nicolodi, il 3-3 della Feldi con Nicolodi che trova ancora il punto del pari con Nicolodi che quindi trova il 3-3, trova il pari, sicuramente il risultato più giusto fino a questo momento. E adesso c'è il time out chiamato da mister Rocha. 3-3 dopo il vantaggio di Turk, il pari di Marinovic, il nuovo vantaggio Kame con Sakon, il nuovo pari Feldi con Nicolodi, ancora il vantaggio di Turk per il 2-3 e il 3-3 per il momento di Douglas Nicolodi in un match equilibratissimo sia prima che seconda frazione, davvero molto belle. 21 secondi al termine. E adesso si riprende a giocare Sakon, Turk, Sciappa-Vieira e Sutton per quanto riguarda la Kame, Dalcin, Selusio, Marinovic, Liberti e Calderolli per quanto riguarda la Feldi. 21 secondi. Adesso vediamo se costruisce qualcosina ancora la Kame, no, perché Calderolli va a mettere in avanti per Marinovic, palla che sfila dalle parti di Pietrangelo. 11 secondi, è quasi finita, si va dentro Dalcin a chiudere. 10 secondi, Calderolli, vediamo chi si fa vedere dentro per Marinovic che la tiene lì, si va poi per Selusio, Marinovic a lottare ancora con Turk e termina così 3-3 la gara tra Feldi Eboli e Kame Treviso. 3 volte in vantaggio la Kame, prima con Turk ha risposto Marinovic, poi Sakon ha risposto Nicolodi, ancora con Turk ha risposto ancora una volta Douglas Nicolodi. Adesso si scambiano anche il 5, le due squadre che hanno dato vita. Comunque davvero era molto bella. Sarà quota 26 punti la Feldi e quota 25 invece la Kame Dawson nel prossimo turno. Feldi che sarà ospite dell'Ital Service Pesaro, invece turno casalingo per la Kame Treviso contro l'Active Network Futsal. Aspettiamo allora giusto qualche istante perché a breve ai nostri microfoni avremo mister Samperi per quanto riguarda la Feldi. Vediamo se ci sarà anche qualche componente del roster di casa. Dovrebbe esserci qualcuno, se non andiamo errati dovrebbero avere i nostri microfoni Douglas Nicolodi. E adesso va a salutare il proprio pubblico la squadra di casa, va a prendersi gli applausi perché ci hanno creduto comunque fino alla fine ragazzi di mister Samperi. Ed eccolo qui mister Salvo Samperi. Allora, buonasera mister, sicuramente è stato un match, come diciamo in telecronaca, molto equilibrato, il pari il risultato più giusto. Sì, è un match equilibrato, loro sono stati bravi a fare il gol, tutti i gol forse nei nostri migliori momenti, però noi siamo stati
anche bravi a reagire a quello che succedeva credendoci fino alla fine. Infatti abbiamo pareggiato a 20 dalla fine con il portiere di movimento. Peccato perché sono state 3 disattenzioni gravi che ci sono costati appunto i 3 gol, però credo che la squadra abbia prodotto veramente tantissime azioni da gioco. Peccato non averle sfruttate, però portiamo a casa una buona prestazione. Ecco, sicuramente il peccato è stato subire il 3-2 subito, immediatamente dopo il 2-2, mister. Eh sì, quello è un episodio importante, quel 3-2 ma anche il 2-1 presi in quel modo su 2 palle inattive dove un attimo ci addormentiamo fanno male, però lo sapevamo, la Came è una squadra forte, una squadra organizzata sulle palle inattive, una squadra che mette in difficoltà e forse in quelle situazioni il nostro livello d'attenzione doveva essere più alto. Hanno pesato molto però anche le assenze, diverse, lo diceva in telecronaca, tante assenze per la Feldi. Sì, stiamo però cercando di recuperare tutti quanti, manca poco, credo che dalla prossima settimana possiamo essere quasi al completo e questa qua è una cosa buona dopo 4 mesi, però nonostante le assenze credo che ci sono sempre state, noi dobbiamo considerare la prestazione credo sia buona, però ci sono chiaramente delle cose da migliorare. Perfetto, ringraziamo mister Samperi, adesso ai nostri microfoni arriverà, eccolo qui, uno dei protagonisti del match, Douglas Nicolodi. L'abbiamo detto, nel secondo tempo sei salito in cattedra e si è visto fino alla fine. Vabbè, eravamo un po' in difficoltà, però penso che abbiamo giocato bene. Il risultato, purtroppo, lo sport è così. Da quello che ho visto, abbiamo fatto la partita noi. Purtroppo il calcio è questo. Perfetto, secondo pari consecutivo per la Feldi. Adesso vi aspetta una trasferta molto molto insidiosa contro l'Ital Service Pesaro. Che cosa deve cambiare questa Feldi Eboli per tornare alla vittoria? No, noi stiamo lavorando tutti i giorni, solito. Noi dobbiamo dare continuità al nostro lavoro e da adesso in poi gradina a gradina salire per arrivare alle partite di Coppa Italia e ai playoff nelle migliori condizioni possibili, che sia fisicamente, che sia di gioco, di identità di gioco nostro. Noi lavoreremo e alla fine vedrai che la squadra troverà un'identità ancora migliore di gioco. Ce l'abbiamo un'identità di gioco, però purtroppo, come hai detto, questi pari per la classifica ci fanno pagare un po', ma noi lotteremo fino alla fine e vedrai chi miglioreremo. Perfetto, Feldi che comunque resta aggrappata al treno dei playoff. Ringraziamo ancora una volta Douglas Nicolodi. Grazie a voi. È tutto quindi dal Pala Sele di Eboli. Ricordiamo ancora una volta il punteggio tra Feldi Eboli e Came Treviso finisce 3-3.